Allora io vorrei qualcuno degli amici del gruppo folk Ortobene di Nuoro, perché adesso abbiamo proprio la chiusura e ovviamente c'è uno dei balli più attesi di questa serata, perché questa logudoresa, voce, chitarra e fisarmonica credo che adesso prenderà spazio, sentiremo quindi anche la voce di Giovannino Marreu, però vi consegniamo subito, poi ve lo trasferiremo dopo come di dovere, questo omaggio degli amici del gruppo folk Ortobene, proprio per finire non con le parole ma con i suoni e con le danze, oltre che con le voci. Quindi questa consegna chiamiamo una coppia idealmente, chi chiamiamo? Ah, ecco Angelo, eccolo qui. Consegna e ti ricannetu.
Giuliano, mancavi tu, ovviamente. Grazie per essere venuto, grazie per averci onorato veramente la tua presenza, oltre che come grande professionista anche come amico. Grazie di tutto, Giuliano. Grazie di cuore. Non mi devi liberare per un secondo perché io devo ancora fare una cosa piccola e veloce perché abbiamo ringraziato nel corso della serata Franca Capelli, Cristiano Cano, quindi a vario titolo hanno contribuito, l'ISRE di Nuoro, Santina Secchi, la Biblioteca Satta di Nuoro, TM Service, Editore Mattana e tutti i suoi collaboratori che hanno davvero corso per assolvere tutte le nostre necessità, e poi il Comune di Nuoro, quindi salutiamo il Sindaco Alessandro Bianchi e l'assessore Leonardo Moro, e poi l'assessorato regionale del turismo,